Salve e pronte a dare battaglia. Dolce risveglio per le province venete che dopo più di un anno di lotta da 24 ore tirano un sospiro di sollievo. La consulta ha fatto giustizia mettendo nero su bianco quanto andavano dicendo in coro. Illegittimo il disegno di Monti. Una simile riforma non può essere fatta per decreto. Ci hanno reso giustizia, noi è da un po' di tempo che lo diciamo come province che una riforma si deve fare, si può fare, ma si deve fare una riforma intera degli enti locali. Non si può pensare di tagliare un ente che svolge dei servizi per i cittadini senza pensare a questi servizi da chi vengono poi svolti. Abbiamo sempre creduto che la democrazia in questo Paese vada rispettata e che le leggi debbano essere rispettate. Perso un anno e mezzo, persi anche i trasferimenti dallo Stato, di fatto azzerati, le province adesso vogliono giustizia. Lo Stato italiano sono 9 anni che non mi dà un euro alla provincia di Treviso, anzi ci hanno prelevato 26 milioni di euro di imposte e di risorse proprie, per cui chiederemo questi danni indotti che hanno creato in questo anno e mezzo. Trasferimenti, certo, ma qualcuno si spinge oltre e chiede la testa di chi questa riforma per decreto l'aveva pensata. Il ministro Patroni Griffi, tuttora sottosegretario del governo Letta. Ma non solo dovrebbe dimettersi, però anche la domanda che io faccio è: queste regioni hanno sostenuto dei ricorsi, le province hanno subito anche dei danni rispetto a questo e quindi io credo che quantomeno dovrebbe dichiarare delle scuse. Intanto tra le 20 province italiane commissariate ci sono anche Vicenza e Belluno, già chiesto un incontro al governo, rassicura il presidente Muraro. Sia Belluno che Vicenza nella primavera 2014 devono andare al voto perché i cittadini devono decidere chi sarà il loro presidente per i loro territori.